Vi parlerò ora del ritrovamento che questo progetto di restauro ha messo in luce e ho intitolato quello che vi dirò Palladio e l'acqua. Al capitolo 12 di 4 libri, intitolato Del sito da eleggersi per le fabbriche di Villa, Palladio scrive: se si potrà fabbricare sopra il fiume sarà cosa molto comoda e bella, perciò che e le entrate con poca spesa in ogni tempo si potranno nella città condurre con le barche e servirà agli usi della casa e degli animali, oltre che apporterà molto fresca l'estate e farà bellissima vista. E con grandissima utilità e ornamento si potranno adeguare le possessioni, i giardini, i bruoli, che sono l'anima e il diporto della villa. Ma non potendo avere fiumi navigabili, si cercherà di fabbricare appresso altre acque correnti, allontanandosi soprattutto dalle acque morte e che non corrono perché generano aere e cattivissime. Se prendiamo due mappe storiche, una del 1601 e l'altra del 1624, notiamo il sistema delle rogge che scendendo da nord attraversano il paese. Una roggia in particolare ci incuriosisce per la sua posizione, cioè quella che sembra adeguare le possessioni, parole del Palladio. Una roggia portata dentro la cinta muraria per creare bellissima vista e per alimentare una grande pescaia al centro di un ornamentale brolo. Una roggia artificiale, creata deviando quella che scendeva alle spalle del castello, lasciando innaterato il corso di quella che correva verso Vicenza, visibile ancora in una foto del 1964 e ora interrata. La mia supposizione, prima del cantiere, era che Palladio, per portare dentro l'acqua nella cantina e nelle cucine, elemento primario per vivere in villa, la facesse scendere dall'alto, utilizzando la roggia artificiale, quella che mi appariva, dopo aver tolto i pavimenti in piastrelle di cotto, in molte parti sbriciolate per la presenza della falda ormai salita a livelli preoccupanti, era il più integro sistema idraulico inventato dal Palladio per far funzionare la vita in villa alimentata dalla santa agricoltura. James Ackerman, nel suo fondamentale libro su Palladio nel 1966, illustrando la disposizione delle ville sul territorio, parla esplicitamente di Villa Caldogno, anche se talvolta dice la villa è collocata ai margini della zona recinta, con uno dei lati esposti all'esterno. Dunque Palladio ha fatto entrare l'acqua da ovest verso est, dalla roggia acquetata che scende verso Vicenza, portando il flusso dell'acqua che a volte si ingrossava dentro la roggia allargata e artificiale del brolo di proprietà per poi farla defluire in un torrente ad est. E quindi a noi resta lo stupore e l'emozione di questo ritrovamento. La canaletta centrale con lo sottofondo in mattoni, le pareti sempre in mattoni, la chiusura superiore con lassi di pietra, in mezzo a un pozzo a forma romboidale, da dove si poteva controllare il flusso delle acque. Chiuso dentro il piano interrato, in solitudine, per provare a sentire il fruscio delle ali dell'angel Palladio e lo sciacquio correre nel sottosuolo, ricordavo i versi stupendi di Wallace Stevens. Eppure io sono l'angelo necessario alla terra, chi ascolta me ne ascolta il canto monotono levarsi in liquide lentezze e affiorare in sillabe d'acqua. E ancora sentivo le parole dell'architetto svizzero Peter Zunta: per conseguire la bellezza devo starmene per conto mio, devo fare le mie cose e non altre, perché la particolare sostanza che costituisce la bellezza si trova in me. Così ho pensato che nessuna tecnologia poteva aiutarmi nel mantenere sotto controllo la falda. La natura doveva fare il suo corso e quindi bisognava tornare al sistema idraulico inventato da Palladio per far defluire l'acqua da sotto la villa attraverso dei piccoli fori che lui aveva posizionato a intervalli regolari nelle pareti verticali di mattoni della canaletta stessa. Poi ho seguito lo scorrere dell'acqua e della storia e ho scavato anche fuori, nel prato, verso est, e qui ho trovato la cisterna originale cinquecentesca, dentro la quale arrivano altre canalette in mattoni, e così il sistema idraulico palladiano ha trovato compimento e la sua comprensione. Oggi, nella parte centrale dell'interrato, potrete vedere uno spazio voltato di quasi 100 metri quadri. Il suo disvelamento ci porta alle parole scritte da Palladio nei 4 libri e al capitolo 13 intitolato Del compartimento delle case in villa. Le cantine si devono fare sottoterra, rinchiuse, lontane da ogni strepitio e da ogni umore, effettore, e devono avere il lume a levante, ovvero da settentrione, perciò che, avendo dall'altra parte dove il sole possa scaldare, i vini che si porranno dal calore riscaldati diventeranno deboli e si guasteranno, si faranno alquanto pendenti al mezzo e cabbiano il suolo in terrazzo, ovvero siano lastricati in modo
che espandendosi il vino possa essere raccolto. Palladio riprende le parole di Vitruvio nella traduzione e commento del Barbaro. La cantina sottoterra, rinchiusa, lontana da mezzodie e dai venti meridionali e dallo strepito, abbia il lume da levante, ovvero da Borea, ogni umore, vapore e fettore essere deve lontano, sia pendente e telastricate in modo che il vino si spande, possa essere raccolto. Compaiono in questa cantina le 4 sponde ancora intatte, sopra le quali venivano sistemate le botti. Le sponde sono posizionate parallelamente rispetto alla canaletta dell'acqua, che attraversa l'intera villa da ovest ad est. Sotto le sponde, verso il centro, il pavimento di cotto, posato ortogonalmente, ha un'accentuata pendenza che permetteva il deflusso del vino dentro un piccolo pozzo in mattoni posizionato nel lato sud dove possa essere raccolto. Nell'ala destra dell'interrato si trovano 2 grandi stanze, un tempo adibite a cucina per la presenza di 2 grandi camini, uno originale del Cinquecento, in mezzo a loro è localizzato un vano stretto, con volta a crociera in mattoni, forse il piano terra di una colombara medievale. In mezzo a questo vano, una volta levato il pavimento realizzato dal precedente restauro, è comparsa la canaletta originale come prolungamento di quella della cantina, ma ciò che qui sorprende sono le chiuse, che formano delle piccole dighe posizionate vicino alla porta archi acuta medievale. Questo sistema permetteva il rallentamento del flusso dell'acqua, un acquetare l'acqua per essere usata come secchiaio a terra, posto tra le 2 cucine. Proviamo a chiudere gli occhi ed a immaginare per un attimo il lavoro frenetico per preparare un pranzo per gli ospiti del conte Caldogno, tra acqua, fuoco, cibo e vino. Per concludere questo percorso, tornerò dove ero partito all'inizio citando Karl Kraus. Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un enigma, perché un altro viennese, amico di Kraus, mi ha svelato Palladio, l'architetto Adolf Loos. Agli albori del moderno, nell'opera di alcuni maestri, il classico inizia a interiorizzarsi per diventare una premessa concettuale. In coerenza con la dichiarazione di voler procedere dall'interno verso l'esterno, in Adolf Loos il classico, oltre che essere una citazione, appare come un principio d'ordine che intende stare poco visibile. Si presenta come misura e controllo dello spazio tridimensionale, un fine che, secondo l'indicazione del Palladio, richiede l'uso della proporzione armonica. Noi lo sappiamo che durante il decennio del 1550 Palladio fu assiduamente coinvolto nella traduzione dal latino dal Vitruvio e nel commentario d'opera del veneziano Daniele Barbaro. Se è certo che Loos aveva utilizzato i 4 libri, come ha testimoniato l'amico pittore Oskar Kokoschka, risulta evidente che esiste un'analogia tra la vicenda del Palladio e l'allusiva figura pressoché unica nella storia del detto di Loos. L'architetto è un muratore che conosce il latino. Pertanto, e concludo, sono sempre più convinto, ma credo di non essere il solo, che per fare un restauro come quello che andremo a vedere tra poco qui sotto, ci vogliono architetti che abbiano praticato l'architettura contemporanea. Grazie.